supermercato di Campagna Lupia, ma i banditi vengono arrestati dai carabinieri, 4 in manette, 2 fanno parte dell'ex Mala del Brenta. Autonomia a Roma, il faccia a faccia tra i governatori del nord e il ministro Gelmini, pressing di Zaia su Draghi, si faccia garante della legge quadro, i tempi sono stretti. Dalla Regione anche la richiesta che il governo dichiari lo stato di emergenza per la siccità e nomini un commissario, ordinanze comunali a Vicenza, stop al lavaggio privato di auto e piazzali. Terza vittima sul lavoro in 24 ore nel Veronese, a Brenzone del Garda, 65enne muore dopo essere caduto per 5 metri da un muretto sul quale stava lavorando per una ristrutturazione. Nel pomeriggio a Rubano, commozione e dolore per il funerale di Gabriela Serrano, la seconda vittima del doppio femminicidio di Vicenza. I familiari con un fiore bianco in mano hanno accompagnato la salma della donna. Rush finale verso i ballottaggi, si vota domenica dalle 7 alle 23 a Verona. Jesolo, Feltre, Tiene e Antena 3 seguirà in diretta gli attesissimi risultati con una puntata speciale di Ring dalle 21:15. Esami di maturità, oggi la prima prova scritta per 37.000 studenti veneti, tra le tracce dei temi Pascoli, l'odio razziale, il Covid e i social network. Viaggio tra i ragazzi fra emozione e ritorno alla normalità. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito dai titoli, paura ieri sera in un supermercato di Campagna Lupia, 2 rapinatori sono entrati con fucile e pistola, 4 arresti totali, 2 fanno parte della Mala del Brenta. Un altro supermercato preso di mira. Ieri sera, poco dopo le 18 a Campagna Lupia, in via Roma. 2 persone sono entrate con il volto coperto da una mascherina e da un cappello. Hanno puntato un fucile e una pistola contro le cassiere. Si sono fatti consegnare l'incasso, 1.400 euro, poi sono fuggiti. A bordo di uno scooter. Una rapina in stile Mala del Brenta, seminando il panico tra i presenti. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine e 40 minuti dopo i carabinieri di Vigonovo, impegnati in uno specifico servizio antirapina, hanno fermato alcune persone a bordo di un'auto con il denaro precedentemente rubato e 50 munizioni calibro 9 all'interno. Successivamente è stato trovato anche il nascondiglio dove i rapinatori avevano nascosto lo scooter e le armi utilizzate durante l'assalto all'interno dell'abitazione di un complice a Campagna Lupia. C'erano anche un fucile a canne mozze con matricola a brasa, scacciacani a salve, passamontagna, caschi e materiale utilizzato per la rapina, compresa una fascia utilizzata da uno dei banditi per nascondere un tatuaggio sul braccio. I 4 sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, detenzione e porto illegale di arma clandestina, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. 3 sono stati portati in carcere, 1 è ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. 2 fanno parte dell'ex Mala del Brenta di Felice Maniero, un terzo è un ex finanziere. Ora si cercherà di capire se la coppia possa essere responsabile anche dei precedenti, recenti colpi nei supermercati. Sorpresi i residenti della zona. Io abito qua da molti anni, da quando ero bambina, e questi episodi qua che ricorda io, c'è sempre stata una zona molto tranquilla. Questa è una zona tranquillissima, ma è successo una cosa del genere almeno da un bel po' che io la frequento, quindi non ho mai sentito una cosa del genere. Ed ora parliamo di autonomia. A Roma il faccia a faccia dei governatori del nord con il ministro Maria Stella Gelmini apre il nuovo capitolo, forse quello definitivo sull'autonomia. Zaia e i colleghi vanno in pressing sul premier Mario Draghi. Si è tenuto l'incontro, direi positivo, clima sereno e soprattutto costruttivo. Adesso si tratta di aggiustare ancora il progetto della legge quadro, ma direi che siamo alle ultime limature. Parla di limature il presidente Luca Zaia a margine dell'incontro a Roma tra i governatori del nord e la ministra per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. Sul tavolo sempre lei la bozza di legge quadro sull'autonomia che ha visto una condivisione di massima anche da parte delle regioni a statuto ordinario che non hanno scelto la via del referendum. A fianco quindi di Zaia per il Veneto, Stefano Bonaccini per l'Emilia Romagna, Attilio Fontana per la Lombardia, si sono seduti anche il piemontese Alberto Cirio, il ligure
Giovanni Toti, per la Toscana Eugenio Giani, a rappresentare tutte le regioni quale coordinatore il friulano Federiga. L'obiettivo di Gelmini è arrivare al via libera dell'esecutivo entro l'estate per poi approdare in Parlamento in autunno nell'ultimo scorcio di legislatura. Ora o mai più, aveva fatto intendere la stessa Gelmini la scorsa settimana a Belluno. Una maggioranza così larga sarà difficilmente immaginabile nel 2023. Proprio perché i tempi sono stretti, è stato Zaia in apertura del tavolo, poi seguito a ruota dai colleghi presidenti, a chiedere un coinvolgimento diretto del Premier Mario Draghi, nella convinzione che possa essere l'unico a fare sintesi rapidamente, anche perché le regioni del sud scalpitano. È lo stesso Zaia, sempre a margine del tavolo, a fare una dichiarazione precisa, distensiva nei toni. Ovviamente ascoltando anche le istanze di tutti coloro che magari non la condividono il nostro progetto, visto e considerato che il percorso si è fatto, i compiti per casa li abbiamo fatti e questa non è la secessione dei ricchi ma la volontà di andare avanti con un progetto di modernità e di efficientamento del Paese. L'autonomia quindi si porta a casa coinvolgendo tutte le regioni del nord e smussando i toni con quelle del sud, con Super Mario Draghi garante del processo in questa estate caldissima su tutti i fronti, anzi torrida. Non a caso lo stesso Zaia al Premier mediante lettera ha chiesto di procedere immediatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul fronte della siccità, come già formalizzato il 21 aprile scorso, prima regione in Italia a farlo. Nella missiva il Presidente parla di portata ai minimi e di ripercussioni drammatiche per le captazioni irrigue. Serve un commissario, dice a chiare lettere il governatore. Insomma, in questo secondo giorno d'estate il Veneto non ha solo sete di autonomia. E continuiamo a parlare anche ancora di siccità perché scattano i provvedimenti, scatta l'ordinanza del Comune di Vicenza per limitare i consumi di acqua potabile, divieto di lavare le auto, di riempire piscine e orari per innaffiare il giardino. Era stata annunciata e visto il perdurare della siccità è stata firmata. Scatta l'ordinanza del sindaco di Vicenza per limitare i consumi di acqua potabile che riguarda dai piazzali agli autoveicoli, dalle piscine agli orti, limiti che saranno validi fino al 31 agosto e in caso di mancato rispetto le sanzioni previste andranno da 25 a 500 euro. Ordinanza arrivata, purtroppo la siccità è troppo grave anche a livello nazionale, quindi divieto di lavaggio delle macchine private, non invece agli autolavaggi professionali che continueranno a lavorare, divieto di innaffiamento dei giardini negli orari dalle 6 alle 24, divieto di utilizzo di fontane, piscine, docce, a meno che non si abbiano i sistemi di riciclo dell'acqua piovana, che tra l'altro noi sensibilizziamo ad avere, e divieto di lavaggio dei vialetti, delle stradine anche private, a meno che non ci sia un'autorizzazione specifica comunale. Situazione grave, ma al momento l'ipotesi razionamento di acqua potabile non è contemplata. Ma si pensa anche ad un razionamento dell'acqua potabile? Al momento no, devo dire, anche se purtroppo i dati che ci arrivano da Viacqua e che riguardano anche le risorgive e le fonti sono purtroppo allarmanti, ma al momento non l'abbiamo in previsione. Come già disposto dal Genio Civile, i pozzi artesiani a getto continuo a uso domestico devono essere regolati con dei dispositivi di chiusura. L'appello ai cittadini è quello di ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici, adottando le buone pratiche. Ed ora la politica, rush finale verso i ballottaggi. Si vota domenica dalle 7 alle 23 a Verona, Jesolo, Feltre e Thiene. E Antena 3 seguirà in diretta gli attesissimi risultati con una puntata speciale di Ring. Elezioni ultimo atto perché al puzzle mancano tasselli importanti. Verona, Jesolo, Feltre, Thiene. Domenica sera la sfida dei ballottaggi è tutta su Antena 3. Dalle 21:15 la maratona in diretta con una puntata speciale di Ring per seguire istante dopo istante le 4 piazze al voto. I collegamenti in diretta con gli inviati sul campo, gli ospiti in studio per i commenti con il vice direttore Ferdinando Avarino, dall'attesa per la chiusura delle urne allo spoglio che deciderà le sorti della guida nei comuni, con i risultati in tempo reale. Occhi puntati sul capoluogo scaligero, il cui esito potrebbe cambiare equilibri e scenari futuri non solo in Veneto. E poi la battaglia nella regina del litorale veneziano, le sfide di Feltre e quella di Thiene. Il menù come sempre è ricco per una serata che diventerà notte di schermaglie all'ultimo voto. Da seguire insieme, come sempre. Appuntamento domenica sera dalle 21:15 su Antena 3.
Ed ora la cronaca, un'altra vittima sul lavoro in Veneto e nel Veronese, provincia dove solo ieri hanno perso la vita 2 persone, poco dopo le 10 a Brenzone del Garda, un 65enne del posto mentre stava eseguendo lavori di ristrutturazione in una casa vacanza di proprietà di cittadini tedeschi tra a Mugugnago e Porto, è caduto da un'altezza di 5 metri nel vaio sottostante per cause in corso di accertamento. Personale sanitario su M118 ha accertato il decesso. I carabinieri di Malcesine ne sono giunti sul posto per i rilievi. Procede lo Spisal. E si sono tenute nella chiesa di Sarmeola di Rubano, nel Padovano, le esequie di Gabriela Sarrano, la donna uccisa dall'ex compagno di Vicenza lo scorso 8 giugno. Entra seguita dai suoi cari con in mano un fiore bianco nella chiesa di Sarmeola di Rubano, la salma di Gabriela Serrano, la 46enne di origine venezuelana, uccisa dall'ex compagno Zlatan Vasiljevic, che poco dopo ha ucciso anche l'ex moglie Lidia Milikovic l'8 giugno scorso a Vicenza. Una chiesa gremita che ha voluto tributarle l'ultimo saluto. Padre Carlo ha invitato a riflettere nella sua omelia su come gli uomini spesso non riescono a crescere e siano immaturi. Oggi noi maschi abbiamo dei problemi, non si sa da cosa dipendano, probabilmente siamo cresciuti meno rispetto al genere femminile, probabilmente c'è una violenza, c'è un'immaturità, c'è un'incapacità di saper usare i linguaggi umani, i linguaggi dell'amore, il linguaggio del rispetto, il linguaggio della dignità. Presenti vicino ai familiari anche le istituzioni, la sindaca di Rubano, Sabrina Doni, e l'assessora alle pari opportunità del comune di Vicenza, Valeria Porelli, che hanno ricordato come quello dei femminicidi sia anche un problema culturale. Sì, è un giorno molto triste per questa comunità, oltre che per tutta la comunità italiana, non solo rubanese, perché è una sconfitta quella che stiamo celebrando oggi. Una donna che poteva tranquillamente vivere la sua vita con le proprie figlie, invece è stata interrotta una vita innocente per violenza. Prima della politica dovrebbe intervenire la legge, lo dico da avvocato, quindi dovrebbero un po' essere perfezionate e rese operative le disposizioni che sono state attivate proprio per combattere questo fenomeno. Mi riferisco al codice rosso, che dovrebbe essere reso per esempio operativo a 360 gradi. Gli abbracci tra gli amici che sanno di aver perso una persona importante, strappata al mondo da chi diceva di amarla. La Procura di Padova ha aperto un'indagine sulle ossa ritrovate domenica in un isolotto in mezzo al fiume Brenta a Campo San Martino. Il pubblico ministero vuole vederci chiaro su quei resti riaffiorati per la mancanza di acqua, perché il veterinario non ha confermato che si tratta di ossa animali. Pur avendole analizzate non ha voluto sbilanciarsi e così sarà necessario uno studio più approfondito da parte di un medico legale per appurare se sono resti umani o animali. La tragedia di Via Dante a Mestre, convalidato l'arresto del 37enne di Roncade che sotto l'effetto della droga ha travolto ed ucciso un 25enne sulla pista ciclabile. Cocaina e cannabis come mix letale per trasformare un tranquillo pomeriggio estivo in una tragedia assurda con un giovane falciato dopo aver abbattuto alcuni paletti e anche un albero. Resta in carcere Alberto Crozzolin, il 37enne di Roncade che, drogato al volante, domenica pomeriggio ha travolto e ucciso con la sua auto sparata a 120 km all'ora e completamente fuori controllo il 25enne del Mali Keule Dembele mentre stava percorrendo la pista ciclabile di Via Dante a Mestre. Il GIP del Tribunale di Venezia ha convalidato l'arresto disposto dal PM di turno. La Procura, attraverso gli elementi forniti dalle forze dell'ordine e dai filmati di alcune telecamere, aveva subito disposto il fermo dell'investitore che dopo aver ucciso il 25enne operaio della Fincantieri e in procinto di sposarsi, si era ribaltato con l'auto, era uscito indenne dall'abitacolo e aveva anche tentato di scappare alla vista della polizia locale. Il reato contestato infatti è di omicidio stradale, aggravato dalla fuga. Momenti terribili quelli di domenica pomeriggio che in Via Dante faticano a scordare, sconvolti dallo shock e dalla rabbia.
La stessa rabbia della sua Roncade, che nei giorni scorsi, per bocca del sindaco, ha espresso la richiesta della massima severità nei suoi confronti. La droga te la vai a prendere, quindi sei cosciente nel momento in cui la assumi che ti stai drogando e che ti stai mettendo in pericolo tu e soprattutto stai mettendo in pericolo delle altre persone. Questo è un fatto assolutamente inaccettabile. Maltempo nel Bellunese, pioggia, vento e grandine si sono abbattute in diversi territori. Le zone più colpite, Cavarzano e comuni di Ponte nelle Alpi e Alpago. Alberi divelti, grandine che ha ricoperto le strade. Sono oltre una quarantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco la notte scorsa per un forte temporale di pioggia e vento che ha interessato prevalentemente il comune di Belluno nella zona di Cavarzano e i comuni di Ponte nelle Alpi e Alpago. Non solo, maltempo e grandine anche nel primo pomeriggio si erano abbattuti nella zona della Feltrina occidentale tra Arsiè e Agana di Fonzaso. La frequenza ormai comincia a esserci e quindi dobbiamo sicuramente far fronte a delle situazioni che sono difficili da prevedere, e questo è legato ai cambiamenti climatici, e diciamo che il post Vaia ci sta portando questo. È difficile anche attuare dei comportamenti di prevenzione in questo senso, perché si ha la difficile percezione di quello che può accadere. I vigili del fuoco, con 23 operatori tra personale permanente e volontario della sede di Belluno, Longarone e Alpago, con 7 automezzi, hanno girato tutta la notte fino a questa mattina per liberare le sedi stradali dagli alberi sradicati dal forte vento e mettere in sicurezza strade, abitazioni e vie. Si sono registrati, a causa delle raffiche di vento, anche 2 scoperchiamenti delle coperture di abitazioni. Non solo, ma nella zona di Cavarzano è stata interrotta anche la fornitura di energia elettrica per la caduta di alcuni rami sulla linea elettrica di bassa tensione. L'unica cosa che possiamo dire è che fare attenzione, soprattutto quando ci sono delle previsioni di questi temporali, far sì che non ci si muova e si resti in casa il più possibile. Questo mi sento in questo momento di dire ai cittadini bellunesi. L'ondata di maltempo ha avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria a Ponte nelle Alpi. Sulla linea Belluno-Ponte nelle Alpi Calalzo-Conegliano il traffico ferroviario è stato sospeso fino alle 9 di questa mattina. Novax imbrattano la sede della CGIL a Vicenza. Il segretario della CGIL di Vicenza, Giampaolo Zanni, intimidazioni inaccettabili. Imbrattati la scorsa notte gli ingressi della CGIL di Vicenza, la sede del CAF CGIL, con la lettera W cerchiata, simbolo utilizzato dai Novax, e con la scritta sindacati nazisti. Lo rende noto il segretario generale della CGIL di Vicenza, Giampaolo Zanni, che specifica come la sede provinciale sia stata oggetto di attacco, con scritte sulla porta d'ingresso che non passeranno. Continua il segretario, che sottolinea come siano da ritenere intimidazioni inaccettabili e antidemocratiche che non fermeranno l'attività del sindacato, si legge nella nota. L'azione, la lotta per la giustizia sociale, la pace e per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Venetinet ha scritto al ministro della Cultura Franceschini: l'obiettivo dell'associazione è avviare una mappatura delle opere d'arte trafugate e di commissioni paritetiche con nazioni come la Francia. Un'opera d'arte non dovrebbe essere mai divisa dal luogo per cui è stata concepita. Si muove da questa considerazione la lettera aperta inviata da Venetinet al ministro della Cultura Franceschini per aprire un tema di interesse nazionale che ha nel Veneto e in Venezia un centro nevralgico. Se lei pensa a Napoleone ha trafugato 30.000 dipinti solo da Venezia, non parliamo del Veneto o di altre regioni, solo da Venezia. Una tra tutte, per esempio i veronesi, so che hanno sul Gozzo la pala di San Zeno, anche quella è stata portata via senza alcuna ragione e troneggia anche quella al Louvre, ma l'elenco sarebbe infinito. Varrebbe per tutti, se non è una cosa contro la Francia. Per esempio la Pinacoteca Brera tiene dei quadri sempre di origine di trafugazione napoleonica, di Carpaccio, di Bellini, che fanno parte di elementi architettonici esistenti, la chiesa di San Rocco a Venezia, la scuola grande di San Marco, l'attuale ospedale civile. Anche quelli dovrebbero rientrare dal nostro punto di vista. A differenza di molte nazioni europee, l'Italia non ha linee guida e organismi incaricati di investigare sistematicamente sulla provenienza delle opere d'arte esposte all'estero. Venetinet chiede al ministro Franceschini di valutare se non sia giunto il momento di istituire delle commissioni paritetiche tra l'Italia e, per esempio, la Francia. È un'opera di sensibilizzazione culturale. A noi piacerebbe
che il Ministero, con tutte le sue dovute cautele, precauzioni e diplomazie, facesse presente quantomeno questo, non rivendicazioni di carattere storico, si cambi prospettiva. La domanda è: il turista francese colto preferisce vedere le nozze di Cana del Veronese in una spoglia a parete del Louvre o nel fondo del refettorio dei benedettini dell'isola di San Giorgio dove è nato? Io sono sicuro che preferirebbe la seconda. Nel 2021 Venetinet è riuscita a recuperare in un'asta il busto in marmo del doge Giovanni II Corner per quasi 2 secoli fuori Venezia. Ora l'obiettivo è un comitato scientifico pubblico-privato per redigere una scheda dettagliata di tutte le opere che ad oggi risultano collocate lontane dal luogo di provenienza. Ed ora gli esami di maturità. Oggi la prima prova scritta per 37.000 studenti veneti. Tra le tracce dei temi Pascoli, l'odio razziale, il Covid, i social network, viaggio quindi fra i ragazzi tra emozione e ritorno alla normalità. Noi siamo andati a vedere com'è andata a Padova. Che tema hai scelto? Traccia B, Cioè? quella su Liliana Segre. Com'è andato? Bene, è andato bene. Soddisfatto? Sì, anche stanco. Un sospiro di sollievo appena usciti da scuola. La prima prova della maturità è andata per oltre 7.000 studenti padovani che dopo 2 anni tornano a fare gli esami in modo tradizionale, non solo con la prova orale come avevano imposto i tempi della pandemia. Esame tradizionale, sì, in presenza, non orale come l'anno scorso che hanno fatto alcuni miei compagni, amici, e sì, esame tradizionale scritto, i 2 scritti e poi prova finale. Com'è andata oggi? È andata molto bene, ho scelto la novella di Neda di Giovanni Verga e speriamo bene, si prospera al meglio. Hai passato la notte prima degli esami? L'abbiamo passata insieme a amici e amiche a fare un aperitivo e scacciare i pensieri. Quel che il dado è tratto, quel che è fatto è fatto. Pascoli l'autore per l'analisi del testo letterario con un brano tratto da Mirice e Verga con la novella Nedda. Per il testo argomentativo il tema delle leggi razziali con un brano tratto dal libro di Liliana Segre e Gerardo Colombo e poi il tema della musicofilia, il Covid e i cambiamenti climatici con un pezzo del discorso del Nobel Giorgio Parisi fatto alla Camera nell'ottobre del 2021. Tra le tracce proposte dal Ministero anche gli effetti economici della pandemia e l'uso dei social network. C'erano degli argomenti che avevamo affrontato, quindi non è stato nulla di fuori dalle nostre competenze, insomma, e niente, io mi sono trovata abbastanza preparata. Quella sulla musica da trattare, appunto, in base anche alla propria personalità e interiorità. Spero bene, in teoria ho scritto cose giuste, comunque era ho scelto un tema che mi interessava e che avevo approfondito anche a caso singolarmente, quindi in teoria dovrebbe essere andato bene. Ho scelto il tema scritto da Liliana Segre che prende i temi delle leggi razziali e della Shoah, devo dire molto interessante. Ed è proprio tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. L'anticiclone subtropicale africano continuerà ad estendersi verso le nostre latitudini, almeno fino a sabato, eccetto temporanei cedimenti in quota. Giovedì 23 giugno ancora bel tempo e afa. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Tuttavia dal pomeriggio e in serata avremo locali acquazzoni in montagna, possibili fin verso la pedemontana trevigiano-vicentina e le zone limitrofe più le prealpi veronesi. Per il resto piogge assenti. Ancora nessuna via d'uscita in vista per la situazione di caldo intenso, temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime comprese invece tra i 29 e i 35 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili locali rovesci verso sera sui rilievi. Temperature minime sui 20-25 gradi, massime sui 32-33 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui il tempo sarà in prevalenza soleggiato come vediamo, salvo la presenza di nubi basse al primo mattino. Temperature minime sui 18 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi all'incirca.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.